E voglio. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Speralla. Noi siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video epico perché siamo al campo da calcio per nuove challenge, nuove sfide, ma non sono da solo, ci sono loro! A partire dalla mia destra c'è Shale. Ciao ragazzi! Poi c'è il mitico Matthew. Ok. Dopo ti devi girare anche tu, Sì, dopo mi giro anche io. E poi abbiamo Malato del Napoli, grande Peppe per la seconda volta sul canale. E poi abbiamo Petagnone. Ragazzi, ringraziamo i campi Piercolano, vi lascio tutte le info in descrizione che ci hanno permesso di registrare questi fantastici video al campo, ma andiamo dentro con la sfida. Cosa andremo a fare? Come vedete qui abbiamo dei palloni, non solo da calcio. Allora ragazzi, abbiamo un pallone da basket, pallone di plastica, pallone di spugna, palla da rugby e pallone classico da calcio. Quindi andremo a fare una multiple penalty challenge. 6 rigori a testa, andremo a porta. Non è quello. E quindi ragazzi andiamo dentro con questa sfida. Dai. Immagini se registrate niente. No, bazzato. Allora ragazzi, il primo a tirare i rigori sarà proprio Peppe, Malato del Napoli. A porta andrà lui, Victor James Osimhen. C'era quasi. Mia madre fine quando? Enzo. Questa la piazzerò. Ole! Si è buttato. Oh! Abbiamo perso un altro. Abbiamo perso un altro pezzo ragazzi e sono due. Oddio, questo l'ho detto, La maledetta. Vai Victor! Oh. E questi sono 6 su 6, comunque Giuseppe. Parte Peppe. Sempre lui! Mamma mia. Oh, chi sta veramente il macello. Oggi è rimasto così in piedi. Vai, sono una roccia. Parte Peppe. Oh! Bello, Mamma mia, bello. chapeau. Parte ancora Peppe. Bello. 5 su 6, vai, non È male. un po' un manichino, però la tecnica c'è. Bravo. Ragazzi, Mario Rui adesso in porta. Si passa da Osimhen a Mario Rui, incredibile. Arriverà anche il turno di Pelando. Pina sta ancora arrivando. Ragazzi, abbiamo un portiere eccezionale, 2 metri di altezza. Guardate là, guarda. 3 metri di p***. 3 No. Allora ragazzi, ci siamo, il secondo a tirare sarà Shaleboom in porta, Matthew. Addirittura, ragazzi. Dai, salite! Vai Matthew. C'è il destro! Oh! Signora, si prepara ancora Shaleboom. Enzo concentrato, Ole! Ragazzi, l'ha bucato. Questa è rimasto il collo di. Questa è una palla difficile. Vediamo. Nope. Ah! Lo volevo piazzare. Eh sì, e invece. Questo è bello pompato. Oh! Mamma mia! Questo fa male, Hai visto che la coscia è l'uomo, È morto, completamente morto. Ma te? Vedete il replay, proprio palla via. Bullying? Ultimo tiro per Osimhen. Parte lui, ancora lui. Non è andato. 1 su 6. Ma ci scordate. Vabbè, avranno visto sicuramente. Troppo 1 su 6. 1 su 6. Un po' come le palle che siamo carichi, dai. No, vedete i video, ti sicuro. Ragazzi, adesso andrò io in porta e tirerà. Posso dire una cosa? Sì. Petagna e Mario Ruiz fanno aprire però in una challenge. Infatti non si vedrà, noi andiamo. Posiziona il pallone come si deve. Siamo. Sì, c'è. Buona la prima, a buon fortuna. Secondo. Bello!
Siamo? Sì. Camera se ne puoi alzare. Dai, potevi pararlo, mannaggia. Vai Johnny, ti prego. Aiuto. Bello. Io questo Mario Rui ha forza incredibile. Presidente, comunque lo tenga presente, è un grande giocatore. Non dico al posto di Mario Rui perché è blasfemia, però quando sa di fare una pizza che io. Oh, qua vado di sinistro in onore Del maestro. Sinistro. Vamos. Oh. No! perché? Andiamo! No, ma a straccio sta mano. Bellissima. Vamos, il sinistro de grande Mario Rui. Pedà. Successo. Quindi Mario Rui 1, Petagna 0. 5 su 6 come Giuseppe. e quindi io per vincere la sfida devo fare 6 su 6. 6 su 6, 6 su 6. Andrà Giuseppe in porta, ragazzi. No, devo proteggere il mio punteggio. E ti tirano manichine prima. Ma mo mi trasformo. Ragazzi, ultimo a tirare io, Peppe in porta. Per vincere praticamente devo fare 6 su 6. Impossibile. Dai Petagnone, dai! Io lo dico, però ho questa mano. Vai. Te l'ha giusto. Ecco a lei, professionalità. Superallan! La parata! Poi posso pareggiare. Adesso posso solo pareggiare, ragazzi. Bolle. Mo posso solo perdere. Grande, Giuseppe, grande. Occhio qua, Attenzione qui! Ah, ma già ci pensi, che poi ci perdi pure un ogni. Vabbè, là puoi arrivare ultimo o penultimo. Ok? C'è il rischio gesso? Ai! Bello Oh, questo! Aia! Hai segnato il più difficile. Oh no! C'è in fiducia, È in fiducia, però. Peccato che. Oh, però sicuro terzo sei arrivato. Perché? Lui uno mi pare a fa. 1-2. Cialeppo! Cioè, non è una figura. Buona! Aveva capito prima! Secondo me, Giova la butto lì in onore di Petagna pure tu. Chi su tiri li sta fa con sinistro. Sinistro? Secondo me Petagna in sinistra tira pure tu così. Va bene così. Ragazzi, adesso in onore del Petagnone tirerò anche io di sinistro. Quindi preparatevi a vedere una bella figura di me. Cioè il portiere lo provoca, Insisti? Parte lo stesso! Ma io per poco. Allora ragazzi, visto che sono arrivati. Lui no però. Io sono guaiato, voglio. Visto che non è arrivato lui. Visto che tutti e due sono arrivati a pari punteggio, adesso ci sarà la sfida finale con crossbar challenge, però con questi palloni. Ragazzi, entrambi faranno un sorteggio e 3 palloni vanno a uno, 3 palloni vanno ad altro in maniera del tutto casuale. Quindi andiamo dentro con la finale. Che vinca il migliore, qua anche fair play. Fair play, sì. Allora ragazzi, abbiamo posizionato i 6 palloni diversi. Adesso Matthew e Peppe tireranno il tocco. Chi parte dei due? Ma chi esce, tiri tu. Ok. A te e a me si buttano giù. 4, conta. 1, 2, 3, 4. Ti tocca il pallone da rugby. Non mi dispiace sta cosa. Vediamo se Peppino ci regala questa magia. Già la precisione, ma giù. Parte Peppe! Per poco, ho temuto veramente. Ok, mo vado io allora. Da te a me si buttano giù. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te Matthew! Diciamo che hai fatto il massimo. Ma se la puoi vero, quindi o il spirito o la gloria. 0-0 ancora. Sì. Tocca a te, vai, il tocco sempre da te a me. 2. La palla verde. Allora vediamo Peppino che lo la prende. parte lo stesso! Alto! Io adesso tiro io, partiamo sempre da te verso me, si buttano giù. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pallone da calcio. Un po' godo. La sfortuna mi assiste, ragazzi. Vediamo Matthew che lo posiziona in posizione centrale e parte lo stesso! Restano soltanto pallone da volley e pallone di spugna. Io vorrei già fare i complimenti a Giuseppe per la vittoria, meritata. No, ragazzi. Stai piangendo, Ma hai preferenza tra i due? Quale vorresti questo? State asciutti. Vai, da te a me si buttano giù. No! Qua devo fare un tocco di classe, ragazzi. Devo rischiare. Parte lo Maro! La mutanda sporca, non l'ha cambiato. Quindi ultimo tentativo per Matthew. Ma mi sa che fornisce 0-0, poi ci abbracciamo. Sì, c'è lui, sul dischetto. Proprio lui. Mario Rui. Proprio Rui. Mario Rui! No! E ha vinto
lo sport. Cioè, Sì, dai. L'importante è che non la pensi. Ragazzi, Mario Rui, se avesse questo fisico, sarebbe il terzino più forte del mondo. Ma Lo è. No. Non esagero. Ragazzi, questa challenge finisce qui, termina 0-0, vince lo sport, vince l'amicizia. Però che giocate, sono alcuni che giocate. Vedremo però magari delle rivincite, ci saranno delle rivincite, quindi se volete una rivincita o altre sfide del genere lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, ragazzi. ovviamente anche ai loro che vi lascio in descrizione, tanti bei commenti e noi ci becchiamo in un prossimo video. Forza Napoli!